Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 12 dicembre. Il progetto presentato ieri a Chioggia mira a trasformare l'Arena Dusio, un'area attualmente in stato di abbandono da oltre 10 anni, in uno spazio riqualificato e funzionale. L'amministrazione Armelao ha deciso di intervenire utilizzando i finanziamenti dell'Unione Europea, specificamente destinati alla rigenerazione urbana per ridurre situazioni di degrado sociale. L'obiettivo principale è coprire l'attuale arena, attualmente all'aperto in cattive condizioni, per consentire eventi anche in caso di maltempo e restituire un aspetto curato a questa zona significativa di Chioggia. I lavori, programmati per iniziare a gennaio del 2024, avranno un costo complessivo di oltre 3.900.000 euro. Un elemento rilevante è l'inserimento di pannelli fotovoltaici nella struttura per garantire sia sostenibilità economica che ambientale. L'Arena Dusio, originariamente costituita negli anni 90, è oggi in uno stato di degrado a causa di azioni vandaliche e dell'esposizione agli agenti atmosferici. La proposta di copertura non solo proteggerà l'arena dalle intemperie, ma anche le conferirà una riconoscibilità distintiva nell'area di sottomarina. La struttura sarà caratterizzata da pannelli fotovoltaici, un'implementazione strategica per ottenere una gestione energetica sostenibile. Il progetto si basa sulla creazione di una struttura circolare per ospitare i pannelli fotovoltaici. L'intera copertura sarà in metallo, sorretta da pilastri verticali in calcestruzzo armato. Le travi principali e la struttura delle coperture saranno costituite da un sistema di travi metalliche. La visione a lungo termine è quella di rendere l'area il più possibile autosufficiente dal punto di vista energetico, utilizzando l'energia solare come fonte primaria per alimentare la struttura. In questo modo il progetto aspira a diventare un modello di sostenibilità ambientale e a favorire l'interesse e l'attrattività della zona circostante. Siamo col consigliere regionale Marco Dolfini in questo giorno molto importante, avvio dei lavori di collegamento ferroviario dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sì, un'opera importante che sicuramente darà poi i frutti sperati, nel senso che dà ancora di più potenzialità, funzionalità a tutta la realtà nell'ambito veneziano, del nostro Veneto, Venezia in particolar modo, ma ovviamente per tutto il Veneto. Dunque, a maggior ragione, ancora una volta si dimostra la funzionalità, l'operatività, diciamo così, da parte di tutti gli attori, comune, regione, ministero, proprio per portare avanti tutte quelle partite che da troppo tempo erano ferme e oggi finalmente possiamo dire che cominciano a fiorire, diciamo così, nel vero senso della parola. Stiamo aspettando il ministro e ovviamente poi dopo si comincerà diciamo così, l'evento e la manifestazione di per sé. Credo che il parterre, insomma, di tante figure interessate dimostri l'importanza di quest'opera, dell'evento, e dunque a maggior ragione fieri di essere qui presenti proprio per testimoniare l'importanza di un'opera che poi dopo andrà a beneficiare, come dicevo prima, proprio dell'intera realtà del Veneto e dell'Italia stessa. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro. Non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro. Visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink.
Oggi abbiamo firmato un accordo di straordinaria importanza per il futuro della pesca nel delta del Po, Porto Tolle nelle lagune di Scardovari in particolar modo, che dà la possibilità di avere una certezza giuridica ai nostri pescatori che lavorano in un'area dove insistono i diritti esclusivi di pesca e il sistema delle concessioni di pesca date dalla Carta Ittica regionale. Questo dà la possibilità di programmare il lavoro per il futuro, di avere appunto una solidità giuridica nel momento in cui vengono assegnate le concessioni di pesca e di far sì che vi sia sempre quel legame profondo tra i lavoratori del territorio e appunto la gestione di queste lagune. Ci dà la possibilità poi anche di affrontare con maggiore forza la straordinaria emergenza che viviamo oggi del granchio blu e di poter fare degli investimenti per il futuro. Direi che è stato frutto di un lavoro fatto a quattro mani tra la provincia e la regione e che deve vedere appunto nella possibilità di dare garanzie giuridiche ai nostri pescatori. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia al venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di bussolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Io settimana prossima, lunedì prossimo, sono all'inaugurazione di un'altra opera ingegneristicamente fondamentale, la Galleria di Chiomonte della TAV. Io ricordo le notti passate con gli allora alleati di governo che mi volevano convincere che in base a una strampalata teoria costi-benefici era più utile spendere dei soldi per chiudere il buco di una galleria piuttosto che spendere gli stessi soldi per finire il buco sotto la galleria per farci passare il treno. Anche lì è stato un sì o un no, ma io penso al Mose. Quando si alzano le barriere mi arrivano i messaggi, perché ovviamente è un sistema complesso. Se avessero avuto ragioni no, Mose, quante volte Venezia sarebbe andata sott'acqua? Ma pensiamo solo a questi ultimi mesi, non pensiamo ai decenni. Quindi chi ha paura del futuro non va da nessuna parte, chi ha paura del progresso. Certo, le opere non possono essere calate sulla testa delle comunità e dei cittadini. Chiaro che quando fai l'alta velocità fra Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Trieste, è chiaro che devi coinvolgere i cittadini, ma lo vedo anche quando stiamo disegnando, ipotizzando l'alta velocità fra Salerno e Reggio Calabria per chiudere il binario unico e veloce che arriva da Palermo a Roma, a Milano e arriva a Berlino e a Stoccolma. Quindi occorre condividere con i cittadini quello che si fa, però senza la sindrome del non a casa mia. Io sono un assoluto convinto sostenitore del fatto che dobbiamo essere indipendenti anche dal punto di vista energetico, ne stanno parlando alla COP28, non possono decine di paesi sviluppati al mondo puntare sul nucleare e noi fare un passo a lato dicendo no, noi no. Noi guardiamo il mondo che va avanti con le imprese che pagano meno di bolletta energetica e con le famiglie che pagano meno di bolletta energetica, però no, noi in Italia le centrali nucleari no, troppo facile. Io l'ho detto, il milanese vuole che fosse a Milano, proprio la prima, perché ormai quelle di ultima generazione sono assolutamente quelle più green e più sicure da tutti i punti di vista. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia. Un'opera che recherà indubbi benefici, lo aspettiamo tutti, a Veneto e a Venezia in particolare. Quindi per parlarne invito sul palco il sindaco del Comune di Venezia, Luigi Brugnaro.
Ieri, all'avvio dei lavori per la ferrovia di collegamento con l'aeroporto Marco Polo a Tessera, è intervenuto anche il sindaco della città di Venezia, Brugnaro, il quale ha affermato: il Comune di Venezia ha sempre seguito con grande attenzione l'iter che oggi ci porta a inaugurare l'avvio dei lavori. Il mio grazie va al Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali e di municipalità che si sono spesi in questi anni per spiegare ai nostri cittadini la bontà di quest'opera che nel corso di 20 anni nella sua fase progettuale si è scontrata con molte difficoltà, a partire dai ricorsi di chi dice sempre no, fino ai personalismi e alle dispute di interessi. Adesso dobbiamo alzare l'asticella, guardare al futuro rassicurando la cittadinanza sulle procedure di cantierizzazione. Ci sarà grande attenzione per ridurre qualsiasi impatto sulla viabilità, ha aggiunto Brugnaro. Una grande opera strategica per la città e per il territorio, che si affianca all'altro grande progetto che prenderà vita nei prossimi mesi, l'avvio dei lavori di realizzazione del Bosco dello Sport, un'infrastruttura che sarà realizzata grazie al supporto del governo e che sarà la risposta con i fatti a chi in questi anni ha deciso di confrontarsi con la città. Due grandi opere che avranno un'importante ricaduta sul paese, che testimoniano come, mettendo da parte le polemiche e i personalismi, grazie alla collaborazione tra istituzioni, le cose possono essere fatte con le risorse e con i tempi certi. Buone feste da Massimiliano. Auguri di buone feste da Alberto. Auguri di buone feste da Elisa. Ciao, sono Michael, auguri e buone feste. Auguri di buone feste da Fabia. Auguri di buone feste da Francesco. Buone feste da Alessandro. Auguri di buone feste da Giulia. Auguri di buona festa Alessandro. Buone feste da Doris. Buone feste da Mauro. Buone feste da Massimiliano. Ma chi me l'ha fatto fare? Chiara? Ciao, auguri di buone feste! Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 12 dicembre, è la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali WhatsApp e Telegram Azzurra Network News. Ricordatevi di attivare le notifiche. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.